Non è intenzione della CGIL creare dei lavoratori di serie A e dei lavoratori di serie B, e probabilmente nella settimana prossima ci sarà un'iniziativa di carattere nazionale che vedrà tutti i navigator di tutta Italia riuniti a Roma. Erano 66 in Veneto, 4 a Treviso. È da luglio però che nella nostra regione i navigator sono senza lavoro. La regione Veneto infatti aveva fatto la scelta di non rinnovare il contratto di collaborazione continuativa adottando il margine di autonomia concesso dal governo in materia di proroghe, pur riconoscendo a questi lavoratori un punteggio in caso di concorsi pubblici. Tutti laureati, i navigator sono figure, spiega la CGIL, altamente professionalizzate. Il sindacato unitariamente a CISL e UIL ha chiesto un incontro al Ministero del Lavoro per superare il gap normativo e reintegrare questi lavoratori, anche quelli a cui il contratto era scaduto a luglio. È quella sicuramente di creare posti di lavoro, di ricollocare queste persone e garantire formazione. I navigator erano delle figure professionali che si occupavano di accompagnare questi lavoratori in un nuovo reinserimento lavorativo. Lavoratori che vanno tutelati, dicono i sindacati, e che potrebbero rappresentare un profilo importante alla luce dei fondi che arriveranno con il PNRR. In lavorazione un programma che si chiama Programma GOL, che deriva dal PNRR, molto importante, che attraverso appunto Veneto Lavoro, attraverso i centri per l'impiego, garantisce quella che è la ricollocazione e la formazione dei lavoratori.